Buonasera a tutti quanti da JFB Consulting, Investment, Advertising, Baguli Sourcing, Chavad Opportunities and Communication, anche da sport. Anche da sport. Subordinazione in questo periodo facciamo anche le colombe artigianali con la marmellata alle brombe. Fantastico, vedo l'ora di assaggiarla. Roba proprio da chef pastry. Offriamo consulenze, analisi economiche, tutte quelle menate lì che ormai conosciete come le vostre scarselle, che ultimamente sono sbuse a furia di maiarvi che alle macchinette. Ci appoggiamo a una grande realtà finanziaria del gruppo BNL Piripì Parapà, Cucurucucu Paloma. Ecco. Fa sempre ridere. Ma oggi voglio parlarvi di un'altra attività del nostro gruppo. Bene. Perché noi altri non è che siamo qua a farcire i bisi col tastasai. Noi siamo come la graspa al moscato, sempre in fermento. Quindi lasciatemi fare un cicino di autopromozione che, come dice il mio amico che si è appena fatto un molare in ceramica in Jugoslavia, non guasta mai. Allora, oltre alle varie attività che svolgiamo a 360 gradi all'ombra, cerchiamo di forgiare nuovi talenti creativi, i futuri Elon Musk, Steve Jobs, Rick e Gian, Chip e Chop, tutta quella maraia salì. Quindi ecco che nasce la JFB Invention Academy, al 18° piano del Palazzo di Vetro, in pieno centro storico ai Rosolotti. È una sorta, diciamo, di college, un'università, un vero e proprio levamento di survey. Levamento di survey, che invece di gigionare sui siti tetecuri, sfornano invenzioni come i pizzaioli alla domenica sera dal Ciro, che poi verranno depositate alla mio cugino Brevetti Engineering, e quindi diventeranno oggetto di uso comune come il tronchesino per tagliare le onge dei piedi. Anzi, permettetemi di fare un annuncio. A tutti quei che si sentono rento la sindrome di Geppetto, ovvero il dono di creare qualcosa partendo anche da un socco di legno, se ti senti creativo, se anche tu invece di pensare alla sgnaccara passi il tempo a inventare cagare, insomma, a dar vita a nuove invenzioni, scrivi alla JFB Invention Academy, che ti spremiamo come un limone finché non inventi qualcosa per fare skate. Vi risponderà direttamente il CEO. Il CEO? Sì, il CEO. E CEO, cioè l'amministratore, delegato. No, proprio Messio. Siamo veramente molto curiosi e non hai qualche invenzione da farci vedere? Addirittura. Certamente non sono mica venuto qua a pitturare di giallo i cavedi di Marco, così ti è convinto di non essere in piazza. Ad esempio, hai un ciodo di fior che invece di giocare con i soldatini è fissato per le simette di pelus, che se ci regali un orsetto o un gattino te lo cassa a Drio perché lui ci piacciono solo le simette di pelus e c'ha la camaretta talmente piena che ti pare di essere a Osò Safari di Pastrengo e non sai più dove metterle. Ecco la soluzione. Eccola qua, l'appendicite. Abbiamo già delle richieste anche da quella ditta che fa tutta roba in legno. Dedicato alle casalinghe. Hai sempre un sacco di mestieri da fare che non c'è neanche il tempo per andare a pissare, e vorresti che tua fiola ti aiutasse in casa invece di stare sempre lì su TikTok. Falla giocare lavorando con il te lo dico dopo. Una roba divertente, il Miggio Vilena. Bellissimo. Giochi e dai una mano in casa. Gli occhi così è perché il manico è... perché... Questo qua a Vicenza me l'hanno già ordinato una scamionata. Dedicata alle donne che magari smontano dalla macchina quando c'è scuro e non cattano mai una Eva rentola la borsetta, o magari devono percorrere, che ne so, un tocco di strada buia che non ci si vede un ciccio e hanno il telefono scarico perché sono stati tutta la sera a pattanare su Telegram eccetera, e magari hanno anche un po' di scagazzo. Ecco qua la soluzione, il luci da labbra. Eccole qua.
in vari colori, puoi scegliere il colore che vuoi, luci da labbra. Meraviglia. Questo qua si tacca quando tu lo strucchi con la buca, hai capito? Oppure dedicato a quelle donne che vogliono passare una serata tranquilla, senza rotture di ovi, di gialloni tacaissi come le vespe che sentono girarci intorno come sul caffè Tassen, sperando magari di fare anche un giro in giostra. Donna, vuoi passare una serata tranquilla senza che nessuno si avvicini e ti rompa le scatole? Il pendaglio, eccolo qua. Non è che non conviene nessuno. No, assicurato. Questi sono solo alcuni esempi dei nostri creatini dei nostri creativi della JB Invention Academy. Ma complimenti, Becker, devo ammettere complimenti. In collaborazione con Autozai, Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno, Gruppo Kairos.